studenti dell'Ateneo di Catania. Prima di procedere con la presentazione vi presento gli altri componenti del team: Mirko Fazio, studente di Scienze della Comunicazione, e Benedetto Carambia, laureato in Ingegneria Informatica e specializzato in Tecnica dell'Informazione, trattamento dell'informazione. Nasce un nuovo modo di vivere la tua università. Perché un nuovo modo di vivere l'università? Ecco, Via Ateneo nasce sostanzialmente da due grandi esigenze. La prima è la mancanza di un punto di riferimento concreto per lo studente universitario che non ha una piattaforma online dove poter usufruire di notizie, di video, di appunti e servizi utili alla propria carriera universitaria. Via Ateneo vuole rappresentare un accompagnatore, un punto di riferimento che segua lo studente per tutto il percorso della vita universitaria, per tutta la propria carriera universitaria. Altra esigenza, il punto sostanziale su cui si basa la nostra idea, è proprio l'assenza di un'informazione universitaria indipendente e svincolata da quelle che sono le logiche politiche istituzionali che purtroppo condizionano gran parte della stampa dell'informazione, non solo nazionale ma anche e soprattutto locale. Sulla base di queste due esigenze noi abbiamo pensato a Via Ateneo e abbiamo pensato soprattutto agli studenti e alle loro necessità e loro bisogni. Via Ateneo offre appunto notizie sull'università, ma anche manifestazioni, eventi, perché non vogliamo dare un'informazione rigorosamente universitaria, ma vogliamo allargarla anche a quelle sfere culturali e sociali che in ogni caso accrescono la figura dello studente, la figura del giovane che inizia il proprio percorso universitario. E poi la sezione dedicata agli appunti, dove lo studente utente potrà scaricare materiale didattico, scaricare appunti universitari, e questa sezione è molto importante soprattutto per lo studente fuori sede, lo studente che non è in grado di frequentare l'università, quindi non è in grado di impartire rapporti sociali con i propri colleghi, quindi di scambio di materiale, e tramite Via Ateneo può ovviare a queste problematiche appunto scaricando del materiale, degli appunti che altrimenti non potrebbe mai trovare e non avrebbe mai accesso. E poi una parte diciamo più di intrattenimento, quali possono essere le foto sugli eventi, sempre però focalizzati alla nostra realtà locale, alla realtà della provincia di Catania, quindi foto sulle serate, sugli eventi, sulle manifestazioni culturali e anche, perché no, sulla nostra città, sulle facoltà, sui movimenti, sui monumenti. Lascio adesso la parola per una descrizione del sito, per una panoramica, a Mirko Fazio, e vi esporrà lui un attimo le funzionalità e la disposizione interna di Via Ateneo. Grazie. Sì, io vi parlo appunto dei contenuti di Via Ateneo. Appunto che in linea con la filosofia del web 2.0 abbiamo creato Via Ateneo, che rappresenta appunto questo mix delle funzionalità del blog, dei social network, dei web magazine che appunto caratterizzano la maggior parte di questi portali. Il nostro appunto è un esempio particolare. Noi caratterizziamo il nostro portale per l'iscrizione, che è essenziale per l'utente, appunto per andare a commentare gli appunti, per l'upload e il download degli appunti, per commentare le varie notizie, foto e gli eventi. È molto semplice registrarsi, e soprattutto è anche importante, visto che in un secondo momento l'utente può anche caratterizzare la propria pagina personale. I contenuti quindi già abbiamo visti con Domenico, sono quelli di queste notizie, di appunti molto spesso presi anche in tempo reale. Noi siamo noi stessi anche che andiamo a lavorare sul campo, quindi sulle varie università, quindi su tutto l'Ateneo di Catania, le notizie comunque vi è la possibilità di commentarle, e soprattutto sono soprattutto aggiornate quotidianamente e settimanalmente. Non riusciamo a gestire appunto questo aspetto.
Le recensioni video sono un'altra parte importante, le recensioni riguardano tematiche che vanno dal cinema alla musica ma anche al teatro, e i video sono soprattutto delle presentazioni video, in questo caso quelle che si andranno a trovare sono dei video dove siamo andati a intervistare dei nostri colleghi, affrontando delle tematiche sempre inerenti al nostro Ateneo, ed appunto questo team giovane è soprattutto competente con i nostri mezzi, e soprattutto dove noi abbiamo molta fantasia e riusciamo a creare questi video. La sezione degli eventi è anch'essa molto ampia. La sezione video, dicevo, la sezione eventi è anch'essa molto ampia, quindi che va a vedere tutto quello che sono gli eventi all'interno della provincia di Catania, e andremo anche a inserire le foto con un grande archivio fotografico che poco a poco andremo sempre più ad ampliare. Questi sono i contenuti, i numeri sono